Romane, capitolo 10. E i giurei hanno riconosciuto la giustizia e Dio. Frate mio, io desidero con tutto il cuore mio e domando a Dio con tutte le lati ebrei potesse essere salvate. Vi posso assicurare che loro sono chini amore per Dio, ma la loro amore, mezzo a Dio, non è indirizzata a conoscenza giusta. Loro non hanno mai capito che Dio è quello che mette l'uomo in coppa a via soia. Hanno avuto la capa tosta e arriva a Dio solo che forza loro. E proprio per questo, loro non sono voluti chiedere a Dio che non ci salva in mezzo a Gesù Cristo. Cristo è motivo e alla fine tutta la legge di Mosè, perché si verifica tutto quello che crede in Gesù Cristo, Dio e salverà. La salvezza è stata annunziata già da Mosè. Mosè, quando parla della salvezza, per mezzo della legge, dice: l'uomo che mette in pratica camparrà, perché la salvezza che viene rinda a fede invece dice: non ti addimanare se ti serve agli ingeli e scendere in dozze funne, perché Cristo è sceso a cielo e ha risorto rinda i morti. Come pure la Bibbia dice che la parola sta vicino a te, coppa la bocca tua, rinda il cuore tuo. E questa parola è che l'Evangelo che noi vi stiamo predicando. Se chi rinda il cuore tuo, che Dio ha risuscitato Gesù Cristo, rinda i morti, e qua bocca dice che Gesù Cristo è il Signore, sarai salvato. Chi crede vero, Dio accoglierà. E chi farà ancora popolo che la professione della fede sua sarà salvata. Rinda a Bibbia in sta scritta: chi crede rinda a essa non sarà mai sbrevugnato. Non conta più chi è ebreo e chi non è ebreo, perché il Signore è lo stesso per tutta la gente e chi ne ha amore per tutti quelli che chiamano nome suo. La Bibbia dice ancora: chi che chiamerà un nome del Signore sarà salvato. L'ignoranza dei giudei è senza scusa. Ma come chiameranno nome del Signore se non hanno creduto in essa? E come potranno credere in essa se non hanno mai sentito parlare di essa? E come potranno sentire parlare se nessuno ha mai parlato di essa? E chi parlerà allora di essa se nessuno è stato mandato per chi sto fatto? Sta scritto in la Bibbia: quando sono belle piede quelle che portano che la bella notizia è bene, ma non tutti hanno voluto sentire la parola del Signore. Lo stesso profeta Isaia dice: Signore, chi ha creduto a quello che abbiamo detto a loro? A fede, perché essa dica a voi. Bene, quando si sente la parola di Dio, e sentire che la parola di Dio è possibile solo se non sta quello che si mette a parlare di Gesù Cristo. Mo, io mi addimando, popolo di Israele, non ha forza sentita che la parola di Dio ha rinda la bocca di tutti quelli che hanno stato mandati in mezzo a loro. Anzi, verifica, la voce loro si è fatta sentire in coppa a tutta la faccia della terra. E la parola loro è arrivata in sino alle mite, più arasato il mondo. Ma io vi dico ancora, può essere che Israele non ha capito. Vedremo un po' quello che Dio ha detto per bocca di Mosè. Mi farà già diventare geloso e gente che non ne mancano popolo. Mi farà già raggiare contro la nazione senza cervello. E poi arriva pure a ricevere in libro profeta Isaia. Io sono stato trovato a tutti quelli che non mi chiamano a scianna. Mi sono fatto conoscere tutti quelli che non mi chiamavano. Parlando invece a Israele, tutto io ho gentile in mano mia in mezzo a un popolo che non mi ha voluto stare a sentire e essere votate contro me.